che per usarlo chi sta cucinando, io l'ho visto fare sempre anche da mia mamma, si mette nel cucchiaio 2 o 3 fili di zafferano, si fa riscaldare poco poco nel fornello e poi questo si sbriciola completamente e si mette nel condimento che si vuole nei fare. Dolci, nei sughi, Sì, un po' dappertutto. Grazie Serafino. Adesso andiamo da questa parte per trovare Graziano che sta preparando Sacarapigna. Buongiorno Graziano. Buongiorno a te. Il gelato più antico conosciuto in Sardegna. Diciamo di sì, non è un gelato ma è una granita. Una granita. Perché bisogna distinguere su queste cose. Ecco, come si prepara? Questo l'abbiamo già trovato ad Arizzo. Sì, è il paese diciamo d'origine in Sardegna, anche se il prodotto gli arizzesi lo hanno capito agli spagnoli nel 1600. A corte, dove si faceva durante le feste dei nobili. Qui abbiamo il ghiaccio, il sale. Esternamente, internamente c'è acqua, zucchero e limone, Ecco. in proporzioni diciamo adatte. La ricetta, permettetemi, me la tengo per me. Non ce la dà, Graziano non ce la dà. Come si prepara? Allora, si prepara la limonata inizialmente, si versa all'interno di questo cilindro che si chiama sorbettiera, Sì. e che viene immerso mettendo un fondo di ghiaccio dentro al barile, Sì. su barrile in sardo, e si mette intorno del ghiaccio e del sale. Sì. Il sale consente di abbassare la temperatura, quindi il punto di fusione, e ciò che c'è all'interno si ghiaccia perché gli viene sottratto calore. Sì. È un principio fisico. Certo. E per quanto tempo devi stare così a girare? Allora, l'operazione complessivamente dall'inizio, dal momento in cui si prepara la limonata, dura circa un'ora e mezza. Un'ora e mezza? Sì, diciamo 3/4 d'ora questa fase qui, e adesso passiamo alla seconda ed ultima, che sarebbe quella della lavorazione con le palette. Sì. Si utilizza prima questa che è su verru e verru, Sì. l'attrezzo di ferro, e poi su verru dell'inna, Sì. la paletta in legno. E si lavora in questo modo, si scrosta ciò che si è attaccato alle pareti, pian pianino, e poi si sminuzza finemente, prima con questa paletta, poi si amalgama tutto con la paletta in legno, in modo che debba diventare quasi soffice come la neve. Infatti in alcuni paesi del nord-est la chiamano astrole, che sarebbe neve. Bene, grazie tante, Graziano. Adesso ci spostiamo da questa parte e andiamo dalla vincitrice di un concorso, Vitalia. Buongiorno Vitalia, buongiorno a tutti. Allora, tu con questa ricetta hai vinto un premio. Sì, ho vinto il primo premio nella Sagra dello Zafferano del 2007. È una sfogliatina alla crema delicata di zafferano. E gli ingredienti sono il mascarpone, lo zucchero al velo, lo zafferano, le uova e la panna. Bene, allora come si prepara? Intanto diamo la piccola ricetta, la ricetta della pasta sfoglia, anche se è scritta qua. Bene. Niente, si lavora nel rossi d'uovo con lo zucchero, poi piano si aggiunge il mascarpone, si scioglie intanto con un po' di panna, un po' di zafferano, e infine si aggiunge la panna e viene montato il tutto. E poi logicamente si possono prendere delle sfoglie già pronte, fare le formine, cuocere in forno a 220 gradi per circa 15 minuti, come si sono sfreddate si possono riempire di questa crema e poi decorare a piacere. Bene, tante grazie. Adesso passiamo alla presentazione di altri prodotti tipici, perché abbiamo due signori qui che li producono. Allora, che cosa avete? Certo, allora abbiamo i nostri prodotti, produciamo tutto noi. Sì. Vino bianco, vino rosso, mirto e in particolare un liquore che faccio io. Ecco, un liquore che è questo. Sì. È a base del latte di capra. La base principale è il latte di capra. Poi ci va l'alcol, Sì. il limone e un po' di vanillina e si lascia macerare per una settimana circa. Benissimo. Poi lo assaggeremo, perché questo in effetti non l'abbiamo proprio mai sentito. Arriviamo dal signore che ci parla invece dei vostri ottimi salumi. Ma questi sono i prosciutti, e le salsicce e i vari componenti del maiale prodotti da noi, dall'A alla Z, diciamo. Tutto genuino, fatto in casa. Genuino, fatto in casa e con molti sacrifici. Come nutrite i vostri animali? Cereali, roba prodotta sempre nostra, orzo, grano, fave, piselli e via dicendo. La base principale dei prodotti nostri è che sono fatti ancora all'antica, come ci avevano insegnato i nonni e le nonne, e continuiamo la tradizione.
abbiamo visto che va così e continuiamo così. Bellissimo, allora tante grazie. Da questa parte abbiamo i prodotti artigianali e andiamo da Renato che ci presenta i cesti. Buongiorno a tutti. Allora, ascolti, noi stiamo invogliando un po' i giovani per l'artigianato perché come comunità picchiamo un po' e stiamo cercando di invogliarli i giovani sia su questi che sugli altri di ferro battuto all'antica che prima si facevano, però non è che siano sempre predisposti i giovani, non ci credono e se che da parte della Proloco c'è la prontezza di poterli invogliare aiutandoli in qualsiasi maniera, anche a livello comunale naturalmente. Quindi anche con dei corsi per cercare di riuscire a realizzare questi manufatti. Allora, tante grazie, adesso vi lascio in compagnia di un altro momento di folk.